amici bellini e notte. Finisco questo video perché poi ho già registrato, ma adesso vi vedete la... Benvenuto Marcello Russo, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, siete aumentati di nuovo perché le analisi portano sviluppo di community e quindi mi fa piacere. Lasciate un like beneaugurante perché stasera si gioca e dobbiamo rispondere ai colpi del Milan, dell'Inter, della Juventus, è importante, quindi godetevi il video e poi torno per la formazione. Cominciamo! Click. Let's do this. Allora, lo sfizio di impostarla. Lo sfizio di impostarla 4-2-3-1 ci sta, però devo spostare un po' i giocatori perché col 4-2-3-1 classico McTominay poi lo perdi perché l'hanno messa pure qua, è sbagliato, quindi abbassiamo un pochino Kvara lì davanti. Io penso che questa dovrebbe essere la formazione se Politano torna arruolabile, però è arruolabile, però no. Il Monza lo conosciamo, occhio a Pessina, occhio a Maldini, Juric è bello lungo, panchina c'è Petagnone, insomma il sistema lo riporta 4-3-3, però ho sbagliato qua il rigore, lo tira Politano, non è possibile, però mettiamo McTominay e Di Lorenzo che si buttano avanti, ci siamo, batte Lukaku. Ricordi? Attenzione Lukaku, no, non viene anticipato. Olivera buongiorno con grande calore, ma Rachmani di prima, vai Di Lorenzo, c'è un po' di spazio, Anghissà è buona, attenzione Politano, poi dici che uno mette a Neres, dai, bravo Rachmani, continua, vai Lukaku, buono, vai Politano, bravo col destro, mi piace, guarda come è avanzato Rachmani. Mamma mia, scivola da solo. Buono Politano. Però no, ce l'era da... Occhio Juric. Bravo Oliver. Bravo McTominay. Continua. Bravissimo. Non ti ferma. Occhio. Bravo Rachmani. Vai Kvara. No, Kvara, che cos'è questo passaggio un po'... Buongiorno. Bravo Lobo, vai, bravissimo, vai, questa è buona, è un po' lunga forse, vai McTominay, fanno il torello, occhio qua, mamma mia, Mota, bravo Kvara di testa, vai Lukakone, bravo, vai, vedi l'inserimento di McTominay, buono, tra le linee loro, bisogna stare accorti, bravo Di Lorenzo, Politano, buono per McTominay, bravissimo, vai Kvara, tira, mamma mia, tanto così gioca da dietro la squadra di Nesta, come se la passano senza aver paura, bravo, buongiorno, vai Lobo, vai, avanza, c'hai spazio, vai Kvara, mettila bene in mezzo col sinistro, pure buono, che anticipate chi sta marone, vai Politano. Ma non c'è Juan Jesus, come fai a essere pericoloso su qua? Occhio, perché questo è solo? È perché il calcio dai, attenzione. No. Qua dobbiamo punire però, Bravo Kvara, vai Lukaku, buono. Vai Kvara ancora. Bravissimo, mettila in mezzo. Pure provaci. Partita equilibrata, Avanti e indietro, attenzione. Juric, giù la giuria. Bravo anche se Politano, vai Lukaku, spizza, bravo McTominay, dai Kvara, che per una volta stiamo giocando di più sulla sinistra, vai Kvara, sveglia anche tu, non è che uno per Kvara accetta tutto, no, bravo Kvara, bravo McTominay, fallo, bravo signora, clippato da dietro, il movimento di Lukaku, non andare in fuorigioco che Kvara te la dà, attenzione. Buono, attenzione McTominay! Maro, vai Kvara! Bravi. Dai ragazzi, questo non è il Palermo, si vede che non è il Palermo, deve fare qualcosa in più, Ocio, vai Capri, vedi, va bene, in sicurezza, attenzione però, lo bot che alla meglio la prossima volta, il Loca! Lo bot. Colpo di testa, Maldini e Ollo. Qua secondo me Caprile ce l'aveva lo spazio per prenderla proprio. Di Lorenzo non riesce a fare la diagonale, Yambabel. No, ci vogliono forse i like per migliorare la situazione. Vedete quello che potete fare? Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora,
c'è un certo equilibrio, più possesso palla loro, un certo equilibrio di occasioni e si va subito in panchi, perché alle volte, vedi, Neres, Napolitano, vediamo, Neres un po' più avanti, perché sei così basso, di 74 mi sembra poco. Ah, beh, bravo. Sono riuscito ad avanzare McTominay un po' più avanti senza fargli cambiare la valutazione. Vediamo così, perché deve stare più vicino a Lukaku, è pericoloso. Vai. Dai Anghissà, dai fallo. Ocio qua che tira alto. Vai Lukaku, vai, bravo, vai Neres. Bravissimo, vai Anghissà, bello inserimento. Vai Di Lorenzo, mettila bene. Esattamente, Lukaku. Vai Scotti. Bravo Rachmani, dai calma. Maronna, Rachmani, hai fatto un Rafa Marin. Hai fatto la rafata marinata. Attenzione, Caprile. Questa è proprio la cosa di Rafa Maron. Bravo Lob, vai. Guida il Neres, bravissimo. Vai Lukaku, vai, si gioca un Lukaku. Maronna santa, no. Il contropiede è alto. Signori, sveglia. Bravo Olivera, dai Kvar. Dai che ce l'hai, vai, va bene, buono il cross, Lukaku, McTominay! Sì! Scott sta di fuoco, è proprio lui il più vicino a Lukaku, riempie l'aria, il senso del gol. Dai ragazzi, non ci si accontenta, si attacca. Le altre hanno vinto, il Milan, l'Inter, la Juventus, non si può fallire. Ocio, Loc, ed adesso 3. Di Lorenzo un poco meglio, dai Lukaku, le prendi tutte tu questa volta di testa, ottimo, dai, vai Anghissà, Lukaku, vattene solo tu, guarda come contrasta, guarda come Lukaku, il gol alla Lukaku che si mantiene l'avversario dietro, e pure di destro, mi piace tantissimo, dai, bel passaggio di Anghissà, e qua proprio lo strattona, proprio lo mantiene, si resiste di potenza, dai. Siamo un pochino vulnerabili a centrocampo, non facciamo attenzione, mamma mia il palo! Signori, vai Neres. Buono. Dai Romelu, bravo, vai Kvara fino in fondo. Provatela. C'è sempre uno in più e attenzione Caprile! Maldini. C'è il cambio perché qualcosa non va. Forse Stani è un po' stanco ed è giusto mettere Gilmour e anche Spinazzola al posto di Olivera che sta un po' così. Non si fanno mai le sostituzioni sul calcio i difensori, va bene così. Bravo Di Lorenzo. Vai Gilmour. Bravissimo. Vai Lukaku. Bravo Rachmani. Ma no, Caprile, che hai fatto? La caprilata! Quello veramente ha respinto al centro come... Petagnone, ecco qua. No, Bravo Romelu, vai McTominay. Bravo, vai Neres. Sì, bravo Anghissà. Vai Di Lorenzo, tira forte. Di Lorenzo, l'altruismo, tira in porta. Bello McTominay, vai Luca. Bravo Spina. No! L'altra Marinara, bravo Spina. Marinara. Vai dalla Neres, vai Neres, fai qualcosa di fatto, di qualche cosa dalla destra, è sfizioso, bravo, vai, c'è lo spazio, ma un altro dribbling, prova, e Maron! È triplomane, Scott, per Gilmour, e la Scozia, il tiro! Quasi. Ciao ragazzi, bravo Anghissà che stavamo in zona siringa, vai Neres, portatela sulla bandierina. Va bene, occhio. Chissà, recupera chissà, maronna mia, vai. Bravo Gilmour, è entrato bene. Vai Billy, vai. Porta palla. Billy. Vai, Scotti. Neres. Minuti di recupero. Bravo, buongiorno. Kvara sta un po' stanco, ci poteva stare Ngong in questa fase, ma oramai è troppo tardi, aiutatemi, il palo! Madonna, mi spazza! Ho urlato più della partita normale, non è normale, io non sono normale, sicuramente, tutto a posto, si vince domani, state tranquilli.
nel video io dico domani, ma in realtà è stasera, perché è un po' di confusione. La partita l'avevo giocata 3 giorni fa, poi oggi prima ho fatto la telecronaca sopra la partita. Mi piace che ci sia un po' di distanza tra me giocare e la telecronaca, così mi sorprendo e veramente mi incazzo e mi emoziono mentre guardo, perché sono i nostri giocatori e ci tengo. Però insomma, al di là del fatto che probabilmente non sono bravo io, quindi per me ogni partita è difficile, il che lo rende più avvincente e anche più divertente. Andiamo a vedere la formazione, perché mi tengo un paio di dubbi, ma veramente in realtà nemmeno, perché secondo me la formazione sarà questa. Sta girando e oramai tendo a fidarmi, perché arrivano le indiscrezioni. Hanno indovinato la Juventus, hanno indovinato il Palermo, avranno indovinato anche questa qua. Credo che non sia difficile da indovinare. Più che altro lo sfizio è vedere come la mette in campo il Napoli, perché anche con la partita con la Juventus il Napoli l'aveva scritta 4-3-3. Sai, l'ordine con cui ti dicono i giocatori, se McTominay finisce, cioè se è scritto Anghissà, Lobotka, McTominay e poi scrivono Politano, Lukaku, Kvara, è un 4-3-3, però sappiamo che è un 4-3-3 mascherato. Quindi il mio dubbio qua, Spinazzola, Olivera, io lo risolvo. Secondo me giocherà Olivera, nessun dubbio sui difensori, a meno che non veniamo a sapere di qualche raffreddore finale. Dubbio, ma proprio minimo, dubbio Gilmour, Lobotka, per fare riposare un po' Lobotka, ma penso che Lobotka abbia il suo posto, e McTominay, e tutti la stanno scrivendo così, quindi con il McTominay che fa la mezzala di inserimento, e lo sappiamo che significa che poi finisce qua. Lo faceva Spalletti. Quando siamo in fase di copertura vedremo la squadra così, con Lukaku, McTominay vicino, che fanno il primo pressing così, ma cambia veramente pochissimo. Si accentra un pochino Lobotka, McTominay qua, Politano e Lukaku. Io credo che verrà confermato Politano, almeno per l'inizio, nonostante Neres stia facendo molto bene. Lo sfizio ce lo togliamo più in là, magari, la partita col Como. Vediamo cosa succede. Secondo me si comincia così e dobbiamo rispondere. Avete visto il Milan 3-0, anche se Lecce aveva cominciato bene, però fanno un sol boccone e quindi si rimettono in carreggiata. Noi speravamo qualche inciampo in più, onestamente. La società, Fonseca, eccetera eccetera, capace che si sono ripresi abbastanza. Poi è toccato all'Inter, che insomma non voglio dire che abbia faticato, perché poi se andate a vedere anche le statistiche, gli XG dell'Inter sono altissimi, il possesso palla è altissimo. Hanno concesso questi 2 gol con l'Udinese, però si è sbloccato di nuovo Lautaro Martinez, e quindi 3 gol fuori casa li fanno, ed è importante. 3 gol fuori casa li fa anche la Juventus contro il Genoa. Dobbiamo dire pure Vlahovic si è sbloccato di nuovo. In realtà può essere pure che non si blocca, semplicemente ci sono partite in cui la ingarri e partite in cui non la becchi proprio. È capitato anche a Lukaku nostro, e si sblocca col rigore e poi fa un bel gol Vlahovic. E vediamo anche con Seisao continua a fare scelte anche un po' coraggiose Thiago Motta, però ripagano, non prendono gol neanche per sbaglio, e adesso con la vittoria insomma anche abbastanza netta, con i 3 gol così, prendono grande fiducia. Interessante quello che è successo poi col Bologna, perché c'era andato vicino Italiano, se vedete gli scontri tra Italiano e Gasperini, Italiano ha spesso la meglio e ci è andato molto vicino anche stavolta, però poi l'espulsione a Lukumi, l'Atalanta ha messo in mezzo tutti gli attaccanti che aveva, e con Samardžić agguantano almeno il pareggio. Comunque deludente l'inizio dell'Atalanta, bene per noi onestamente, e adesso siamo chiamati a rispondere. Prima toccherà Torino-Lazio, che pure va vista. Il Torino deve cominciare a scendere, se no che si fa? Però la Lazio non deve salire troppo. Como-Hellas Verona, può divertire il Como, magari il Verona abbassa le scelle anche loro. Roma-Venezia, Venezia prima o poi uno sgarro a qualcuno lo deve fare, speriamo bene. Empoli-Fiorentina, questa cosa tutta dialettale, e poi tocca a noi nel finale, quindi praticamente tutti seguiranno noi, perché poi Parma-Cagliari si gioca domani, ma io vi aspetto nella live che è già pronta, dove dovete lasciare solamente i like. Io vi abbraccio, vi bacio, li potete lasciare anche qui. Penso che non ci abbiamo dubbi di formazione. Cresta cosa, fatto tutto il video così senza la luce, è tardi. Non penso ci siano dubbi di formazione. Se voi avete un'altra idea fatemela sapere, che ne parliamo, ma ci vediamo poi durante la live. Da New York Valerio Fluido è tutto, è notte, un abbraccio.